Un'occasione di riflessione e di analisi per raccogliere ispirazione e proposte. Salecetan che si prefisse la terza conferenza regionale sulle lingue furlane che all'Auditorium Comelli di Regione ha reclamato rappresentanti di istituzioni e esperti per un confronto sulle problematiche legate al sviluppo del patrimonio linguistico del Friuli. Il presidente de Arlef, Eros Cisilino, l'ha sottolineato che arriva insegnai positivi dal new plan di politiche linguistiche approvate da Giunta regionale. Ascoltinlo insieme con il presidente del Consiglio regionale Zanin. Il futuro della lingua furlana sicuramente ha di sé un futuro positivo, però non viene di smentirsi che sono le caratteristiche che in questo momento stanno tanto l'andamento della lingua furlana. Noi stiamo perdendo il 0,66% dai chiaccarangs, dai fevelans per furlan ogni anno. Magari in un anno non è una cifra significativa, però se noi mettiamo in relazione questa percentuale con gli anni che verranno, con i desini di anni che verranno, i numeri cominciano a diventare importanti. E quindi fermare quel tipo di emorragia che chiaramente è dovuta di più fattori, ma una delle robe importanti è che i stessi furlans accrodedin sediti al Friuli e sediti al Furlan. Noi abbiamo approntato appunto il plan di politica linguistica, non è un algo sufficiente, l'importante è veramente impegnarsi in maniera quotidiana. La rete Telefriuli si impegna e che li din grand conto, ma non basta, bisogna che si impegni ognuno dal nostro lavoro, dalla nostra attività e soprattutto dalle nostre famiglie. È importantissimo il fatto che queste conferenze hanno sancito un'alleanza strategica tra istituzioni, formazione, culture dalla lingua furlana a ducchio a tirare per la stessa banda, che è la valorizzazione delle nostre lingue come momento fondamentale di specialità. La lingua furlana, qui Fevele Furlan, al difende la specialità e l'autonomia di questa regione, quindi bisogna essere orgogliosi di Fevele Furlan perché Fevele Furlan ha le responsabilità di autogestione della nostra regione. Si può fare tanti altri, sicuramente ben a fare delle Friuli che ha fatto una striscia di informazioni, gli snovis per Furlan, perché è importantissimo il fatto che la Int al Fevele il Furlan di ogni dì, che a Fevele Furlan fa di cronache, di sport, di culture, ed è importantissimo che chi viene fatto attraverso un strumento come la televisione. Altrettanto sarà di fare con le RAI, è una battaglia che viene scominciata, che viene già avuto qualche risultato, sono alcuni ore che la RAI ha fatto in Furlan, ma bisogna insistere perché è un servizio pubblico e il servizio pubblico è a vantaggio dei nostri cittadini, delle nostre comunità. È importantissimo fare la Furlan di UE, perché con che lingue difendi le lingue e difendi le nostre specialità.